podisti, ben ritrovati con il nostro video diario di Coppa Friuli. Siamo qua nel dopocorsa di Atisana, si è appena conclusa questa quarta tappa, vedo tante facce sorridenti, tutto è andato bene, una bellissima giornata, un po' calda ma non troppo, considerate le temperature dei giorni scorsi, un bel percorso nuovo di zecca. E adesso sentiamo un po' qualche commento e qualche impressione. Abbiamo beccato qua la nostra amica Eliana del gruppo sportivo Natisone, che mi pare è la prima volta che la fa. Quindi adesso sentiamo cosa ci dice, le sue impressioni. Com'è andata? È andata molto bene, sono contenta perché poi fra l'altro mi ero preparata ad avere un percorso piuttosto brutto, difficile, sotto il sole, quello che avevo sentito l'anno scorso. Invece bene, poi a metà questo ristoro è stato eccezionale, se non altro il bicchiere d'acqua versato. Provvidenziale direi. Ottimo. No, tutto molto bene e neanche troppo caldo alla fine, no? Perché correndo siamo nell'ora legale, no? Quindi un'ora prima. No, ottimo sotto tutti gli aspetti. Bene, stancata? No, neanche tanto, no, anzi mi è piaciuta anche la parte mossa. Ci voleva perché l'anno scorso era più noioso il percorso, quest'anno è stato molto migliorato. Quindi anche la squadra adesso sai già com'è andata, la vostra? No, ancora no, io so solo di Brunello che è primo della sua categoria. Quindi ha migliorato ancora, di bene in meglio? No, forse mancava anche il più forte della sua categoria. Cioè. Comunque sì, lui sta facendo di tutto. Ok. Bene, mi sembra che ringraziamo allora la nostra Eliana, è contenta, è andata tutto bene la sua gara, anche la squadra, loro sono sempre, insomma, si difendono sempre molto bene. Alla prossima, ciao. Bene, ecco qua, abbiamo ribeccato Romano che dopo una lunga malattia è tornato più forte di prima, si è messo anche la fascia di kamikaze, quindi oggi è andata al massimo. Com'è andata? Non sono andato al massimo, ma la Tisana mi piace sempre perché adesso prendo armi e bagagli e vado a prendere il sole a Lignano. Vedi, sì, immaginavo io qua, invece di restare alle premiazioni, tutti scappano al mare a Lignano. Comunque il percorso ti è piaciuto? Era diverso? Cosa l'hai trovato migliorato? Sì. Ma sai, è sempre bello correre quando c'è il sole, quando c'è tanta gente, sì, era bello, insomma, abbastanza vario. C'era una salita che non mi aspettavo di trovare, ma insomma... Gradini. Non hai seguito bene la mia preparazione, perché la mia presentazione, perché ho detto 20 gradini, una ventina di gradini, vedi che bisogna stare attenti. No, comunque è andata bene, dai. 5 secondi li ho persi solo perché non ho studiato bene la preparazione, 5 secondi buttati via così. Preparati la prossima volta, guardale con più attenzione, ascolta tutte le mie dritte, ok? Farò i compiti a casa. Bene, quindi archiviata anche questa, adesso vai a Udine, quindi hai tempo. Sì, speriamo di riprendersi un po', ma comunque dai, in forza Udine. Bene, lo aspettiamo a Udine allora, ciao. Ecco, adesso abbiamo preso anche al volo Salvatore Vazzana, qua il presidente dell'Athletic Club Apicilia, prima delle premiazioni, così ci facciamo dire un attimino anche da lui le impressioni. Io ho visto tutti contenti, il percorso è piaciuto, quindi direi che più che positivo, tanto lavoro, tanto impegno è stato ripagato. Esatto, sì, certamente l'impegno rispetto all'anno scorso che abbiamo cambiato il percorso è stato molto duro, diciamo così, però siamo contenti del parere di tanti podisti che il percorso quest'anno è piaciuto tantissimo. Io ringrazio tutti naturalmente tutti i miei collaboratori perché senza di loro non si può andare avanti. Non si fa niente. E questo vedo che i ragazzi sono molto in gamba e questo mi fa ben sperare nel continuare la mia presidenza dell'Athletic Apicilia. Siamo contenti anche della partecipazione di tanti podisti. Quanti eravamo oggi? Oltre 500. Quindi un buon numero come sempre. Esatto. Il livello tecnico è stato come sempre ottimo, i soliti grandi hanno confermato di essere i più forti, no? Sì, certamente la presenza di tanti campioni regionali ci ha fatto molto piacere, questo sì, è importante anche questo. Credo che tutto sommato la manifestazione di Coppa Friuli merita un'ampia più visibilità,
perché avere una media di oltre 500 partecipanti per ogni gara sì. è una cosa molto importante. Ecco, bene, quindi chi deve ascoltare ascolti e accolga, diciamo, l'invito qua del Presidente a darci un po' più di visibilità, perché tutti i gruppi, tutti quelli che lavorano, insomma, ci mettono tanto impegno e sappiamo quanta fatica costa organizzare queste tappe. Quindi grazie Salvatore, vuoi concludere? Vogliamo concludere con alle 11:30 facciamo le premiazioni, ecco, ci fa molto piacere la presenza di tanti podisti. Bene, quindi lo ringraziamo, complimenti ancora e ci rivedremo il prossimo anno sicuramente, no? Buon lavoro e buona corsa ai tuoi atleti. Ciao.